Cari telespettatori, rieccoci insieme a un altro appuntamento, come vi avevo anticipato, con Confcommercio Veneto, e non soltanto, in questo caso partecipa anche la Regione del Veneto, ma in modo particolare Confcommercio con le sue varie diramazioni, capirete perché. In questo caso parliamo di un tema di estrema attualità e anche importanza, ovvero di rigenerazione urbana. È stato oggetto di un convegno, di un approfondimento interessante, riguarda tutti quanti noi, riguarda anche l'ambiente in generale, riguarda anche delle normative significative a livello regionale. Interlocutori odierni, quindi ben arrivato per quel che riguarda la rappresentanza di Confcommercio Alessandro Simonetto, vicepresidente nazionale FIMA, grazie di essere qui con noi, ben arrivato. Dalla parte opposta abbiamo l'assessore Cristiano Corazzari, grazie assessore di essere qui con noi, della Regione Veneto all'urbanistica. Grazie a voi. Al centro dell'attenzione da un po' di tempo per una serie di iniziative che ci sono state, di leggi che sono state approvate, quindi molto importanti. Abbiamo prodotto. Avete prodotto, ci racconterete bene, racconterà ai nostri telespettatori di che cosa si tratta, non tutti ne sono a conoscenza. E ben arrivato Luigi Lazzaro, presidente Lega Ambiente Veneto, grazie. Buongiorno, anche a lei. Grazie a voi. Tutela dell'ambiente tout court. Assolutamente. Allora, io direi di incominciare da lei perché ci dà il là, poi andremo nello specifico delle tematiche da affrontare. Voi avete organizzato un momento di incontro, un convegno che dir si voglia, che però vuole essere un po' una provocazione e un approfondimento su alcune tematiche che sono di enorme attualità. Ovvero su cosa avete puntato l'attenzione e che cosa ne è emerso, perché ci sono anche dei dati significativi che sono emersi. Sì, allora sabato scorso, sabato 19, abbiamo avuto l'evento regionale che noi chiamiamo BIFIMA, BIFIMA Revolution 2019, dove praticamente tutte e 7 le province del Veneto si sono riunite su base FIMA. FIMA è una categoria di riferimento degli agenti immobiliari e non solo all'interno della Confcommercio e anche altri settori, però in questo caso era specifica per gli agenti immobiliari. Abbiamo avuto la possibilità di discutere a seconda dei tavoli, a seconda anche dei workshop che abbiamo avuto, sentendo alcuni relatori che sono intervenuti a fare quella che può essere la panoramica dell'andamento del mercato immobiliare all'interno della nostra regione, basandosi su 3 regioni, tra virgolette un po' principi, cioè nel senso Verona, Padova e Venezia. E la cosa interessante è per quello che abbiamo scelto in questa prima fase l'M9, il prossimo anno aggiungo ci sarà sicuramente qui a Padova la stessa replica. Ecco, l'M9 è una struttura, un recupero urbanistico molto significativo nel centro di Mestre, sì, in un'area degradata dove sulla base appunto di presupposti di normative regionali è stato attuato questo museo molto particolare da visitare. Merita di essere visto. Sì, no, consiglio veramente a tutti di visitare l'M9, non solo perché sono presidente di FIMA Venezia, ma anche perché merita veramente, non solo, è un museo particolare dove c'è l'high tech, cioè nel senso che è multimediale, ha tutta una serie di sale dove qualcuno, se vuole fare una visita o un tour, secondo me rimane piacevolmente stupito. La cosa interessante era, per dare un segnale alla realtà che ci appartiene, era proprio la location, cioè l'M9, come hai detto tu, è un recupero di un'area degradata e quindi il leitmotiv del nostro convegno, della nostra conferenza è stata il recupero del suolo, cioè consumare meno suolo possibile, dare la possibilità a realtà degradate anche nelle nostre città di essere riviste sotto altre situazioni che possono essere interessanti per attività economiche. Mi viene da dire turistiche perché io sono di Jesolo e quindi la prima cosa che mi viene in mente è quella, però ci possono essere anche altre possibilità che possono rinvigorire tutta la zona attraverso un recupero urbanistico, ripeto, senza andare lì a consumare suolo. Credo che non ci siano i presupposti, da un po' di anni almeno che la nostra categoria sostiene che per certe situazioni dal punto di vista immobiliare, qui noi siamo operatori del mercato, abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni perché, come dicevo prima, sulle città campione che abbiamo preso, per carità non sarà una cifra o a 2 cifre come si dice, ma in realtà un più 0, qualcosa per la prima volta l'abbiamo visto. Quindi il settore che è strategico per l'economia, per l'indotto poi che muove, dà dei segnali di vita. Ma guarda, ti dico solo, per quanto riguarda il nostro operato a livello Italia, dalle Alpi alla Sicilia, come si suol dire, noi partecipiamo a un buon 20% del PIL nazionale, quindi possiamo dire, forse siamo anche un pochettino autorevoli quando parliamo di
di intermediazione o di gestione di beni o addirittura dei servizi, perché non abbiamo soltanto il comparto dell'immobiliare, abbiamo anche altri settori che fanno parte della nostra famiglia. In questo caso le sinergie sono state rivolte proprio a un recupero di un'area e per noi l'M9 era un esperimento innanzitutto, un primo inizio, perché abbiamo fatto anche Cortina l'anno scorso, poi abbiamo fatto anche Bardolino, quindi ci spostiamo a seconda delle realtà che riteniamo opportune dare visibilità. E ogni volta che ci spostiamo devo dire che qualcuno, almeno certi osservatori, gli operatori interessati, soprattutto non solo su Venezia ma sul Veneto in generale, guardano con molta attenzione i nostri dati, perché sappiamo bene che se diamo delle indicazioni di un certo tipo con la massima trasparenza, poi dopo per flusso può essere un polo attrattivo di chi ha interesse a fare degli investimenti dove vede non soltanto il lecito profitto ma anche un interesse magari continuo, sposando quella simbiosi sempre a volte difficile con la città per fare in modo che ci sia l'imprenditore da una parte e la cittadinanza dall'altra che vadano a braccetto per avere uno sviluppo secondo me sociale e anche moderno. Questo è quello che ho visto io. Per dare la parola anche all'assessore, sì. Lei è vicepresidente nazionale, quindi ha l'ottica anche nazionale di sì. quella Veneto. Le nostre leggi regionali, come le sembrano anche proprio per il discorso da buon iesolano potrei dire che forse sulla legge del turismo ci sarebbe da dire qualcosa, però ritengo ma in questo caso qua penso che l'assessore Corazzari è competente per il turismo. Sì, che tra l'altro è il presidente della commissione seconda consigliare che si occupa di urbanistica, è l'amico Calzavara che è un iesolano come lei, quindi diciamo che la primogenitura di questa legge nasce da un'iniziativa della Giunta, ma il lavoro consiliare ha avuto un regista iesolano. Perfetto. L'endorsement che volevo fare per la Regione Veneto era che vedendo le altre realtà regionali, dalla Sicilia, ripeto, a Milano, Lombardia, ma noi penso che non abbiamo niente da imparare da nessuno come Regione Veneto. Quindi che se ne dica che in questo caso qui... No, guardi, eravamo all'M9 e non voglio dirlo, ma meglio che lo dico, l'M9 è una realtà come museo, primo in Europa, quindi non è che ci possono venire più di tanto... no, diciamolo. Il problema nostro, sai qual è? In Veneto non diciamo le cose. Ma il problema nostro è questo, almeno io l'ho visto in gran parte girando un attimino non solo l'Italia, ma anche Europa e qualche altro continente, che noi le cose belle non le diciamo mai, ci fermiamo sempre sulle cose che non vanno. Ecco, se magari smettiamo di dire quelle che non vanno e cominciamo a dire forse un po' di più quelle che abbiamo fatto e che vanno, magari facciamo tutti bella figura. Ecco, credo molto nel paese sistema, da soli non si fa niente. Appunto, che sia un government, che sia quello che sia, però c'è bisogno di essere tutti quanti insieme e ancillari, se no non si può andare da nessuna parte. Questo è quello che ritengo io. E soprattutto sapersi vendere bene. E allora a questo punto lei ha dato l'endorsement all'assessore. Sì. Vediamo che cosa questa norma, c'è una legge recentissima se non sbaglio. Sì, siamo intervenuti con due leggi in realtà, parlando di rigenerazione urbana, di riqualificazione edilizia. Una prima legge che è datata 2017 e che riguarda il consumo del suolo, che è un tema molto attuale. C'è stato recentemente un rapporto dell'ISPRA che sottolinea come sul Veneto ci sia ancora una forte tensione che va nella direzione del consumo del suolo, che è derivata dalle pianificazioni passate e in questo caso anche dalla realizzazione di importanti opere pubbliche infrastrutturali, pensiamo alla Pedemontana. Dall'altro lato ci siamo concentrati però, avendo posto dei paletti molto fermi sul consumo del suolo nella prospettiva da qui al 2050, ovvero ponendo dei limiti con l'obiettivo del consumo zero al 2050 in coerenza a quanto previsto dalle direttive comunitarie, abbiamo poi voluto stabilizzare, tra virgolette, quello che era uno strumento emergenziale che in questi anni ha permesso al comparto edilizio di in certi casi sopravvivere, in altri casi riuscire ad investire, ovvero il piano casa, e trasformarlo in una legge di sistema che fosse appunto coerente con i principi del contenimento consumo del suolo, rigenerazione urbana, riqualificazione edilizia e fosse rivolto altresì al nuovo concetto della rinaturalizzazione dei suoli, ovvero di pulire il territorio da tutti quegli immobili incongrui che sono fonte di degrado e di riportare i volumi, una volta pulito il territorio e rinaturalizzato il territorio, all'interno del consolidato, migliorandone la qualità complessiva. Ecco, si tratta di un'operazione di sistema molto complessa che per entrare a regime e far vedere i propri effetti necessiterà
di tempi nel medio periodo. Però secondo me si pongono le basi per una nuova filosofia di fondo, un cambio anche di approccio culturale, ovvero passare da quell'edilizia della nuova costruzione e delle nuove urbanizzazioni, riportare la tensione edilizia all'interno del consolidato urbano, migliorarlo, riqualificare i nostri centri urbani, rigenerarli in modo tale da migliorare la qualità complessiva del centro urbano, la qualità della vita e la qualità edilizia in generale. Si tratta della vera sfida del futuro. Il Veneto deve dire con forza che la densificazione e la riqualificazione e rigenerazione sono le vere sfide, non si potrà più continuare ad andare a consumare campi per il futuro. Questo è sicuramente un aspetto che vede la normativa come un mezzo fondamentale, perché deve sempre contemperare i vari interessi in campo, però deve dare anche un indirizzo ben preciso. Sicuramente abbiamo avuto una collaborazione forte con gli operatori, i stakeholders, cioè gli operatori del settore, e nel costruire queste leggi abbiamo sempre cercato un dialogo e una collaborazione tale per cui si trovasse quell'equilibrio che è indispensabile affinché la legge poi abbia degli effetti positivi. Perfetto. Accennava il Presidente alla questione anche turistica. E lei diceva che un occhio di riguardo è stato dato anche a questo, che è doveroso nella nostra regione. Beh, diciamo, noi siamo la prima regione turistica per numero di presenze in Italia, parliamo di oltre 70 milioni di presenze turistiche. Questo è dovuto al fatto da un'imprenditorialità che è naturale nella nostra comunità, rivolta in particolar modo al turismo, dove si sono sviluppate professionalità eccezionali e uniche in Italia. Da una varietà di offerta che è unica sul panorama nazionale e internazionale. Pensiamo cosa vuol dire offrire dalle nostre coste le città d'arte alle nostre montagne e tutta la parte interna del Veneto che offre peculiarità uniche. E questo sistema complesso naturalmente deve essere sostenuto anche dalle normative regionali a fronte dei cambiamenti anche di esigenze che il settore turistico ha. Quindi parlo della ricettività. Oggi il turista cerca per esempio delle destinazioni diverse e delle proposte, delle offerte diverse. Si parla di turismo emozionale, ovvero andare a riscoprire i luoghi legati al territorio, alle attività del territorio, alla neogastronomia. Abbiamo fatto una legge, per fare un esempio, che permette di costruire le casette sugli alberi, di fare la ricettività nelle botti, oppure permette a chi ha un vecchio rustico o un immobile non più funzionale al fondo agricolo di poterlo riconvertire con delle deroghe, naturalmente rispettando quelli che sono i criteri sanitari e urbanistici, però di poterlo riconvertire a destinazione turistica per fare una piccola ricettività diffusa. E questo per esempio interessa tutta la nostra zona della Pedemontana, che adesso è stata anche insignita del titolo di patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Esatto, ecco, bravissimo, hai toccato il cuore un po' della questione. Lì volevo arrivare. Brava! Infatti c'è stato anche un articolo su un quotidiano locale che comunque ha dato eco ed enfasi alla legge di luglio, no? Che consente un ampliamento fino a 120 metri cubi di superficie nelle aree rurali per destinazioni a bed and breakfast, alberghi diffusi sul territorio, per incentivare proprio anche in questi territori una residenzialità turistica. L'opposizione in Consiglio diciamo in qualche modo è trasalita dicendo attenzione, diventa una colata di cemento. Questo in sintesi estrema il contenuto. Cosa è successo? Di che cosa si tratta? È chiaro che l'opposizione deve trovare dei motivi, poi e soprattutto certe persone su certi temi strumentalizzano molto per motivi ovviamente politici, ma fa parte del gioco delle parti. Io penso che l'opportunità che si è creata, che si è costruita con un lavoro che viene da lontano e che ha coinvolto sempre il territorio, i sindaci in particolare sull'area della Pedemontana e del Prosecco, è un'occasione unica. E lo stesso dossier di candidatura prevede che la valorizzazione di questo paesaggio sia un aspetto fondamentale. Il paesaggio cos'è? È dato dall'interazione tra il nostro territorio, l'ambiente e le attività umane. Il riconoscimento UNESCO è arrivato proprio per questo paesaggio del Prosecco, che quindi non è un riconoscimento al Prosecco, ma è un riconoscimento a questo paesaggio che vede nel lavoro duro dei campi, che ai tempi anche era un lavoro fatto di miseria e di tante difficoltà, questa interazione tra l'uomo
e l'ambiente ha prodotto un miracolo, un paesaggio unico in cui abbiamo queste colline trasformate dai filari, dalle rive, dagli immobili agricoli e quant'altro. Oggi abbiamo la possibilità di far conoscere a tutto il mondo questa unicità e dobbiamo dare un'offerta turistica che sia coerente con questa filosofia che è stata premiata dall'UNESCO. Potevamo noi fare grandi strutture ricettive, potevamo noi fare grandi investimenti dal punto di vista turistico alberghiero? No. Allora cosa abbiamo fatto? Il dossier prevede proprio per una coerenza che si andrà a lavorare in modo minimale e specifico su quelle immobili già esistenti che verranno quindi naturalmente... il classico fienile inutilizzato. Il fienile non più utilizzato, la vecchia cantina, il casotto di rimessaggio degli attrezzi, eccetera, potranno essere trasformati riuscendo a mantenere e a rispettare quello che è l'armonia e la bellezza originaria, che naturalmente se uno deve fare un investimento deve avere la possibilità di mettersi a norma con le normative sanitarie, penso, di sicurezza, di superamento barriere disabili. Pertanto è chiaro che se devi fare civiltà qualche intervento li devi fare, non è che puoi mettere uno dentro un fienile così o dentro una cascina in questo modo. Quindi l'intervento che è stato previsto è proprio il contrario del consumo del suolo e della cementificazione, perché si dice non si fanno grandi strutture, non si fanno grandi alberghi, non si fanno investimenti impattanti sulle colline o sul territorio, ma si recupera il minimo indispensabile, quello che c'è, l'esistente, e si dà un'opportunità di ricettività diffusa, una specie di albergo diffuso, che sono esperienze che già abbiamo in Veneto. Certo, e ci sarà anche un disciplinare per cercare di armonizzare. Ci sarà tutto un disciplinare, sarà tutto coordinato e condiviso con gli enti locali che saranno attori, i comuni poi di questo tipo di responsabili, penso. Certo, sono i primi controllori sul territorio. Chiaro. Che cosa avete qualcosa da eccepire, tutto ciò premesso? Ma diciamo che, passatemi la battuta, quando si fa un minestrone si mettono gli ingredienti, se tutti gli ingredienti sono buoni il minestrone viene buono, se però per sbaglio si finisce lo zucchero, forse tanto buono non è più al sapore finale quel minestrone. E mi riferisco al fatto che certo tanti provvedimenti sono stati di ottima qualità, su molti l'assessore lo sa la Confcommercio, lo sanno tutti gli attori che hanno costruito ad esempio Urban Meta, che era quel percorso di diciamo, coalizione su ragionamenti concreti per portare all'attenzione della Giunta regionale una proposta di legge sul consumo di suolo e degli emendamenti alla legge che avessero un senso collettivo e non particolare, no? Quindi non per difendere gli interessi delle singole realtà, ma per costruire un percorso che infatti ha incluso tutti gli ordini, no? Gli ingegneri, gli architetti, i geologi, mi dimentico sicuramente qualcuno, insomma, ma tanti soggetti, costruttori, lance, per arrivare diciamo, a una legge che quando è stata poi comunque in qualche parte emendata, ma quello è il lavoro del Consiglio regionale e quindi poi il Consiglio che decide, ma comunque ha prodotto una qualità diciamo, che poi è espressa nella legge, che ha dei grandi obiettivi, che si pone dei limiti precisi e che cerca di ragionare sul contenimento del consumo di suolo, che è inutile ribadire e ripetere, no? Anche l'ISPRA è arrivata diciamo, con perentorie indicazioni rispetto certo a un problema di consumo di suolo, ma anche diciamo, in qualche modo accenna anche all'uso del suolo che noi dovremmo iniziare a ragionare, no? Di come fare, perché stiamo subendo diciamo, un grave contraccolpo di quello che è stato fino ad oggi come mancanza di pianificazione, e questo è un po' lo zucchero, nel senso che si mette nel minestrone, cioè si può fare una buona legge che contiene il suolo, però poi se si dà uno zuccherino su ad esempio il piano casa, che abbiamo fortemente contestato, si dà sostanzialmente la libertà di azione che non corrisponde più alla pianificazione che quella legge si immaginava. Spieghi bene per non addetti ai lavori in modo che poi possa essere ribattuto dai presenti, cioè che cosa è successo? Con la mano destra si affidano diciamo responsabilità, con la mano sinistra si sottraggono poteri. Questa è un po' la nostra sintesi rispetto a piano casa e legge invece sul consumo di suolo, perché il piano casa ha certo liberato l'opportunità per i singoli di fare investimenti importanti per rigenerare, per cambiare l'approccio, anche per accogliere al turismo, ci mancherebbe altro insomma, che non sia un obiettivo non fare nuove edificazioni, questo ce lo siamo posti con la legge come obiettivo, però da un po' toglie ai sindaci e agli amministratori locali, secondo noi,
secondo quello, diciamo, il polso che abbiamo nel territorio, toglie agli amministratori locali la possibilità di pianificare per un futuro in maniera, diciamo, comprensiva, perché oggi tutti gli ambiti, quando parliamo di poi rigenerazione urbana, un po' si devono toccare, che sono certamente il ruolo dell'accoglienza turistica, c'è della ricettività, sono anche quelli del commercio, nel senso, no, dei centri urbani che devono rispondere all'attività commerciale, certo per i turisti ma anche per i cittadini. Sono tanti aspetti che vanno messi insieme, quindi bene le cose buone, insomma, un po' meno bene la possibilità, così, il togliere poteri ai sindaci e pensare che si possa, diciamo, coordinare a livello regionale. Ce lo auguriamo in maniera sana, una pianificazione complessiva degli investimenti singoli che si vanno a fare. Chiudo, insomma, diciamo, come esempio, diciamo, per tornare su una cosa importantissima per questa regione che avete richiamato, che è il tema del patrimonio UNESCO per le colline diciamo del Valdobbiadene, di quell'area, che è sicuramente una grande opportunità, però un territorio che è arrivato in sofferenza per le tante questioni, che è inutile che ci diciamo dire, legate all'agricoltura, che in quel territorio ha attirato l'attenzione e sul quale certo insistono dei problemi. Non crediamo che si possano risolvere soltanto spostando l'attenzione sulla ricettività turistica. Ecco, quindi teniamo i ragionamenti aperti sull'uso del suolo e proviamo a ridare pianificazione, secondo noi, questo, insomma, ci sentiamo di dire, più coordinata come già si è fatto, per fare percorsi importanti collettivi che portino poi ad esempio a riqualificazioni come quella dell'M9, ci auguriamo di tanti altri luoghi di arte e di cultura che chiamano anche un turismo di qualità. Insomma, poi perfetto, torniamo su questi temi, do la parola anche all'assessore per ribattere, per capire anche se questi ampliamenti, queste strutture devono sottostare comunque anche a dei diktat, delle direttive nell'ambito comunale da parte dei sindaci, quindi che cosa prevede nel concreto il piano casa sostanzialmente, e poi vediamo cosa ne pensa le categorie coinvolte, perché comunque è un'occasione per muovere un po' l'economia in certi ambiti dove magari non si sarebbe fatto nulla, o al contrario no. Vediamo cosa ne pensate. Pubblicità, pochi secondi.